Oggi si celebra il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. La Prefettura di Agrigento, il Comune di Aragona e l'Ufficio Provinciale Scolastico hanno organizzato al Palazzo dei Principi Naselli di Aragona un momento di riflessione rivolto alle giovani generazioni finalizzato a rendere un doveroso omaggio alle vittime e riconoscimento ai superstiti. Il signor Prefetto ci teneva tantissimo a che si coinvolgessero i giovani attraverso le istituzioni scolastiche. Il nostro dovere è ricordare e soprattutto ricordare quello che è successo, considerato che per oltre mezzo secolo la nostra nazione, l'Italia, aveva dimenticato la tragedia delle foibe, dopodiché con la caduta delle opposizioni ideologiche, con legge 92 del 2004 venne proprio sancita quella che è la giornata del ricordo, appunto il 10 di febbraio. Una giornata in cui si deve ricordare quello che successe con l'eccidio delle foibe che continuò durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale per circa 5 anni, con tantissime migliaia di italiani che sono stati completamente infoibati all'interno di queste cavità carsiche. Con i profughi, tantissimi profughi, a seguito dell'esodo di tantissimi italiani che abbandonarono le terre dell'Istria e della Dalmazia e si trasferirono in altri territori della nostra Italia. Qualcosa che richiama quello che sta succedendo proprio oggi. Il prefetto non è in mezzo a noi perché ieri è dovuto correre a Lampedusa per i fatti che proprio la stampa ci ha stamattina consegnato, ovvero la morte di 29 extracomunitari che durante la traversata dalle coste libiche alle coste italiane, proprio per il freddo, sono morti per assideramento. Un esodo che purtroppo continua a continuare nonostante i continui appelli di Papa Francesco e nonostante le missioni umanitarie non solo italiane ma da ultimo anche europee. Qualcosa che deve fermarsi necessariamente, qualcosa che non si può assolutamente accettare. Oggi è il giorno del ricordo, ma lei ha voluto definirlo anche il giorno del rispetto. Sì, certo, perché ricordare non serve se non si comprende il significato proprio delle situazioni. Non è semplicemente ricordare una cosa triste, un atto di barbarie, anzi tantissimi atti di barbarie che sono stati perpetrati, ma capire che dietro a questo ci sono anche delle persone, delle situazioni umane che, come dicevo, sono proprio quello che ci spinge a fare tesoro, insomma, per la nostra vita, soprattutto per i ragazzi. Ecco, quindi il rispetto per chi ha dovuto lasciare la propria casa, la propria terra, e per chi ha dovuto proprio come persona, come individuo subire queste situazioni.